Ben trovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una puntata ancora molto più importante rispetto a quelle che avete già seguito attraverso il canale 15, perché oggi ospitiamo la squadra che ha vinto un campionato di eccellenza e ha vinto anche la Coppa Italia d'eccellenza. Abbiamo qui con noi il presidente della nuova Igea Virtus, ovvero Stefano Barresi. Buongiorno a tutti. Ben trovato Presidente, ci ha portato la Coppa, siamo doppiamente contenti perché abbiamo una tradizione, lo scorso anno il Ragusa con Graziano Strano, quest'anno il Presidente della nuova Igea con questa Coppa, il coronamento anche di una bellissima stagione. Sì, è stata una cavalcata veramente bellissima e soprattutto inaspettata perché non ci aspettavamo di fare questo tipo di risultato, perché giustamente c'erano squadroni, vedi Taormina, Ragusa e Siracusa e Modica, quindi magari ci aspettavamo un po' più bassi in classifica. Io non dico che vi siete sottovalutati però, All'inizio diciamo di sì, però poi strada facendo abbiamo preso consapevolezza. Tra l'altro vincere in una stessa stagione Coppa e campionato non è mai facile. No, non è mai facile, l'anno scorso l'ha fatto il Ragusa, quest'anno l'abbiamo fatto noi, poi noi siamo andati avanti fino ai quarti e poi giustamente. C'è stato un po' il rammarico dovuto anche secondo me ad un calendario che poi vi ha costretto in un certo senso secondo me a fare delle scelte, pensando più al Siracusa che al San Marzano. Sì, a un certo punto poi abbiamo dovuto, non dico scegliere, però per forza di cose il campionato ce lo stavamo giocando e quindi eravamo punto a punto. Certo. Anzi, eravamo sotto prima del Siracusa e quindi siamo bene stati così. più o meno costretti. Va bene benissimo così. Va benissimo così. Nel frattempo possiamo già vedere qualche immagine di questa grande festa, una domenica indimenticabile per tutta Barcellona Pozzo di Gotto. Tra l'altro una domenica indimenticabile legata soprattutto ad una vittoria grazie alla bomber Franchina, no? Sì. Che inaspettatamente è diventato veramente un goleador di questa squadra. Sì, è stato nelle ultime partite proprio l'arma in più, ha segnato a ripetizione ogni partita, veramente non ci aspettavamo, però bene così. Quando è nato il progetto vincente di questa nuova Igea? La scorsa estate oppure poi strada facendo in questo campionato? Ma diciamo che il progetto nasce dalla stagione scorsa, perché le ultime 5 partite si è deciso di prendere Ferrara, ovviamente con l'intenzione di progettare l'anno successivo. A proposito dello scontro con il Città di Sant'Agata la prossima stagione, un derby forse infuocato? No, infuocato no, perché fra le società c'è un rapporto di amicizia che va oltre ogni cosa. Io sono amico, reputo amico stretto Ettore Meli e la società e quindi c'è un rapporto di amicizia. Poi le tifoserie non so come andrà a finire. Se sono infuocato o meno, ma non credo che È anche sia. vero che insomma a Barcellona il tifo ce l'ha. Sì, Nell'ultima partita il pienone dell'Alcontres ha dato un segnale forte anche a voi dirigenti, no? Sì, no. Dal Contres i nostri tifosi sono stati presenti tutte le partite. Questo è stato per noi il 12° uomo. Dentro e fuori i ragazzi sono sobbarcati anche in Coppa, chilometri e chilometri, in quel di Sarno che erano un centinaio. Quindi è una bella soddisfazione. Soddisfazione da lodare, sono stati veramente encomiabili. Qual è stato il momento in cui lei ha compreso che era veramente arrivato il momento della vittoria finale della stagione? Sembra strano, ma ho detto ai ragazzi a Mazzarrone quando abbiamo pareggiato all'ultimo, una partita praticamente persa, abbiamo pareggiato all'ultimo, ho detto ai ragazzi, questo punto è il punto che ci farà vincere il campionato, teniamolo stretto da ora alla fine. Quindi non è stato volendo lo scontro diretto? Ma lo scontro diretto, sa, poi magari essendo a pari punti sarebbe stata un'altra partita perché a Siracusa venire a Barcellona e pareggiare sarebbe stato l'ideale per loro. Certo. Ovviamente noi eravamo costretti a vincere, che eravamo indietro. Poi col senno di poi si può dire tante cose, È vero, però è vero, secondo me quel punticino per me ha fatto la differenza alla fine. Bene Presidente, adesso voltiamo pagina perché dobbiamo parlare di Serie D. A proposito di Serie D, anche per il vostro gruppo, pronti per una stagione certamente molto impegnativa la prossima? Sicuramente sì,
Mi auguro che segua la Serie D, perché a parte il rapporto che ho di amicizia con Sant'Agata, seguo tutte le squadre siciliane, quindi speriamo intanto, in bocca al lupo, che si salvano tutti e quindi un altro anno di avere molti derby. Giustamente ora in settimana abbiamo una riunione societaria dove dove stabilirete molte cose. chiusura Probabilmente. campionato e ovviamente iniziare anche a programmare la stagione Anche perché la successiva. stagione si programma adesso, o quantomeno tra qualche settimana, perché Sì. poi dopo si rischia di rimanere fuori anche da un giro di giocatori che possono diventare fondamentali per la stagione prossima. Certo, no, una quindicina di giorni di riposo, poi giustamente subito iniziare il direttore e mister E di nuovo al e lavoro. programmare di nuovo. 15 giorni, non di più. Non di più, non di Guardatemeli. Bene, parliamo subito di Serie D e lo facciamo con i risultati e la classifica di domenica. Si è giocata la 15ª giornata di ritorno, ormai mancano soltanto 2 turni al termine. Guardiamo subito il tabellino dei risultati di domenica. Canicattì batte Città di Sant'Agata 4-1, Castrovillari batte Cittanova 1-0, Città di Ciriale batte Locri 1909 3-1, FC Lamezia Terme batte Paternò 2-0, FC Trapani batte Licata Calcio 2-1, vittoria 3-0 del Santa Maria Cilento contro la Vibonese Calcio, pareggio tra Ragusa Calcio e San Luca 1-1, Catania batte Real Aversa 3-1 ed infine San Cataldese batte Mariglianese 3-0. Il Catania che allunga sempre di più e si sta anche per preparare al grande evento di domenica prossima per festeggiare la tanto agognata promozione in Lega Pro. Guardiamo la classifica, dove la squadra di Ferrara è in testa con 85 punti, 57 punti Locri 1909, 51 Città di Sant'Agata, con 50 FC Trapani. 48 punti FC Lamezia Terme, 46 punti per Licata Calcio, Vibonese Calcio e San Cataldese, con 42 Santa Maria Cilento, 41 Canicattì, con 39 il Castrovillari, 37 punti Città di Aciriale insieme al Paternò, con 36 il San Luca, 34 punti per il Ragusa Calcio, 31 Real Aversa 1925, chiudono la classifica con 27 punti il Cittanova e con 24 la Mariglianese. La Mariglianese è già matematicamente in eccellenza. Il tabellino degli incontri che si disputeranno domenica, penultima giornata di ritorno: Castrovillari San Luca, Catania Santa Maria Cilento, Città di Sant'Agata FC Lamezia Terme, Cittanova Canicattì, Licata Calcio Ragusa Calcio, Locri 1909 San Cataldese, Paternò Città di Aciriale, Mariglianese Real Aversa 1925 ed infine Vibonese Calcio Trapani. Presidente Barresi, parliamo di questa anche un po' inaspettata sconfitta del Città di Sant'Agata. Hanno un po' mollato secondo lei, oppure è un momento in cui, consci di fare sicuramente i playoff, hanno allentato la tensione? Sì, secondo me sì, magari si preparano per fare i playoff e quindi magari il mister fa un po' di turnover e quindi è Ci può normale. anche stare Ci può dunque. anche stare, normalmente hanno fatto una stagione fantastica. Tra quindi- l'altro una sconfitta con un Canicattì che si è ripreso alla grande, ha praticamente salvato la stagione dall'arrivo di Pidatella, punti su punti. Il cambio dell'allenatore spesso e volentieri è positivo. Ma in questo caso sì, io sinceramente sono un po' nemico di cambiare allenatore a stagione in corso, come è successo a Ragusa. È vero. Sono due amici, sia Raciti sia Settineri, hanno cambiato allenatore. Io, alla fine sono ritornati su Raciti. Certamente poi soprattutto a fine stagione, perché poi rientrare ed avere un equilibrio anche all'interno dello spogliatoio è un po' difficile. Certo, è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo cambiato, ma le ultime 5 partite, ma solo ed esclusivamente per riprogrammare la stagione successiva. Io, ripeto, sono un po' contrario a cambiare gli allenatori durante la stagione, se non è strettamente necessario. In questo caso Canicattì ha fatto benissimo. Ha fatto bene. Sentiamo proprio l'intervista post partita all'allenatore del Canicattì, Orazio Pidatella. Al di là del punteggio, che la centratura che trova, siamo stati in genere nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni importanti. Io ho fatto gol, abbiamo avuto occasioni importanti per raddoppiare, poi abbiamo commesso la solita ingenuità che non bisogna commettere e che ci può stare quando insomma, si è molto giovani. Nel secondo tempo è stata una partita più complicata perché tenere testa al possesso del Sant'Agata non è semplice.
siamo convinti che si toglie l'iniziativa agli altri tenendo l'iniziativa, non abbiamo questa caratteristica, quindi abbiamo dovuto correre più delle altre volte e su queste ripartenze siamo riusciti a fare gol, che è stata anche, credo, una liberazione per tutti e quindi soprattutto per i ragazzi, e quindi dopo viene tutto più semplice. Sì, ma non bisogna pensare all'obiettivo, bisogna pensare alle prestazioni, alle prossime due partite, che sono due partite difficili. In questo campionato nessuno ha regalato niente, quindi sarà così fino alla fine. È chiaro che oggi abbiamo messo un altro mattone alla nostra casetta che ci siamo promessi di costruire quando siamo arrivati. Ha un po' sorpreso anche la stagione del Castrovillari, che certamente era partito con una squadra che non doveva certamente lottare per non retrocedere. È anche vero che certe volte i programmi non sono mai quelli studiati all'inizio della stagione, no? E noi ne siamo un esempio. Voi ne siete un esempio sotto Esatto, questo punto di vista. Esattamente. Però Sì, Castrovillari era una bella squadra. Una bella quindi squadra. non si aspettava che seguito. facesse così male, diciamo. Beh, la cosa più importante è che quantomeno salvi la stagione, ma credo che a questo punto potrebbe essere abbastanza alla portata questa salvezza. Sì, credo di sì, si sono messi ora in una classifica, mi pare domenica hanno vinto, credo. Sì, hanno vinto 1-0 con 1-0 il Cittanova. con il Cittanova, quindi si sono messi un poco più tranquilli. Ripeto, io sono sempre per le siciliane e spero che una siciliana di eccellenza ci raggiunga in D, mi auguro. Giusto, O girone A o girone B. anche se poi c'è tutto questo incastro di un'eventuale finale che potrebbe essere tutta siciliana. Ma abbiamo squadre, diciamo, in Sicilia abbastanza, sia girone A, Cellenna che... Anche capoluoghi di provincia, quindi questa Siracusa, è certamente una cosa Taormina, molto sono squadre che importante. secondo me... Certo. Se la giocheranno, venderanno cane la pelle, speriamo che ci raggiungano. Parliamo del Città di Aciriale? Secondo lei ce la farà, anche poi tenendo presente che domenica giocherà uno scontro diretto contro il Paternò, un Città di Aciriale che pian pianino, punto su punto, con tante difficoltà, sta cercando di risalire una classifica certamente ingarbugliata. Eh sì, si sono ingarbugliati perché dico, Aciriale è stata sempre una piazza abbastanza importante. Quest'anno non so cosa sia successo, si sono un po' impantanati. Ma speriamo che, certo, domenica Paternò Sarà dura. Sarà dura. partita. Certamente però è anche vero che mister Ignoffo è un tipo molto determinato, venderà cara la pelle. Sentiamo proprio la sua voce dopo la vittoria 3-1 contro il Locri 1909. Sono felice per i ragazzi, non abbiamo vissuto un periodo bellissimo, ma ancora non è finito questo periodo. Al di là di tutto quello devo dire grazie veramente a questi ragazzi, perché anche nelle difficoltà che stiamo vivendo tra infortuni e situazioni varie, vi vedo che sempre con lo stesso spirito, sempre con la stessa anima, allenarsi e credere soprattutto nell'obiettivo che è quello della salvezza. Purtroppo le partite vanno sempre giocate a prescindere dalle condizioni di classifica altrui, noi dobbiamo pensare a quella nostra e quella nostra dice che siamo costretti a vincere fino alla fine per sperare poi nella salvezza. Ovviamente non è mai facile e oggi, per come eravamo partiti, abbiamo avuto tante situazioni da gol e quando la palla non entra dopo diventa complicato. Fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla prima della fine del primo tempo e dopo subito a raddoppiare, quindi tutto è diventato più facile, anche se come ben avete visto ci stavamo complicando, perché tra il rigore e il gol del 2-1 poi diventa molto più difficile riuscire ad avere quella reazione a una difficoltà dopo che la partita l'ha in mano. Questo è un rimprovero che ci autofacciamo già da tanto tempo. Consideriamo anche che siamo scesi in campo senza un attaccante di ruolo, quindi sono difficoltà che abbiamo e che ormai dobbiamo stringere i denti e portarceli fino alla fine, cercando di trovare le soluzioni migliori. Diciamo che la partita col Paternò è la partita dell'anno, perché da quello che mi dicono, i risultati che ci sono stati, ci andiamo a giocare una partita dove può sancire tanto per quello che è il nostro obiettivo, quindi sicuramente sarà la partita dell'anno.
A proposito del Paternò, sconfitto in casa del Lamezia Terme 2-1, un Lamezia Terme che invece era proprio partito dichiarandosi assolutamente la rivale ufficiale appunto del Catania, e poi le cose sono andate diversamente. Vabbè, la vedo difficile che il Catania abbia rivali quest'anno. Io sinceramente se... Beh, hanno investito tanto loro infatti, stesso, io non avrei investito tanto programmando una Serie C in questo modo col Catania nel girone. Ma infatti pure noi all'inizio non si sapeva ancora cosa facesse il Catania, se era in D, se era in eccellenza, quindi ma già si dà quasi per scontato che era in D. Guardiamoci gli highlights proprio della vittoria dell'FC Lamezia Terme 2-1 contro il Paternò. Avremo modo anche di sentire la voce dei due allenatori. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice perché il Paternò, abbiamo detto anche ieri, era una delle squadre più in salute, che aveva fatto il maggior numero di punti. Abbiamo fatto una partita attenta, concentrata, siamo stati bravi poi a trovare il gol nonostante le diverse occasioni che avevamo avuto anche prima. Poteva finire con un risultato maggiore, però sapevamo sicuramente di trovare un avversario difficile. Era importante dare continuità a quello che avevamo fatto. Sono contento perché con il lavoro stiamo sistemando un po' di cose, ma c'è ancora da lavorare. Finire bene il campionato era uno dei nostri obiettivi. Sicuramente lo stiamo facendo, ora dobbiamo già essere concentrati sulla prossima partita. Spesso nel calcio si vuole tutto e presto, noi abbiamo sofferto per tante situazioni, ve l'ho detto più volte, sulle quali non voglio comunque più ritornare. E poi serviva una svolta che poteva essere qualsiasi cosa. E vedendo i giocatori a disposizione, vedendo il ritorno di Addessi, che è un giocatore che comunque ci può dare diverse soluzioni anche nella fase offensiva, ho optato già nella scorsa partita e anche dei difensori a disposizione, perché anche questa è una soluzione importante. Spesso c'era mancato Silvestri o c'era mancato Cadili per squalifica, in Coppa non avevamo né Zuli né Graziano. E quindi ci sono stati tanti eventi che non mi hanno permesso di fare un qualcosa che già stavamo preparando prima. Nel momento in cui l'abbiamo preparato, abbiamo fatto una grande partita all'Ocri, era giusto dare continuità e lo abbiamo fatto bene anche oggi. Adesso, indipendentemente da chi va in campo, abbiamo sicuramente un morale e un'autostima più alta, perché serviva quella scintilla che facesse un po' prendere fiducia ai ragazzi dopo i tanti eventi negativi che abbiamo avuto. Sì, in effetti è così, purtroppo non abbiamo giocato come sappiamo giocare, non so, prima o poi una cosa del genere, un po' di deconcentrazione prima o poi doveva avvenire. Purtroppo è avvenuto in una partita molto importante, perché noi, se facevamo un punto in questa partita, ci potevamo salvare direttamente senza i play-out. Ora dobbiamo sperare domenica nel confronto diretto con la Cireale, di battere la Cireale per rimetterci un'altra volta in carreggiata per poi giocarcela l'ultima partita. Però ripeto, non è che me l'aspettavo, sinceramente non me l'aspettavo una partita del genere, però ci può anche stare dopo 3 mesi tirati al massimo. Oggi purtroppo è successo un po' di rilassamento, è successo con una squadra che tecnicamente è forte e nei 2 errori ci ha castigati. Poi non c'è stata partita perché loro hanno avuto anche un paio di occasioni così limpide che potevano addirittura triplicare, però alla fine abbiamo perso 2-0, pazienza, da martedì ci alleniamo e ci prepariamo per questa sfida con la Cireale. Il discorso è questo, che bisogna stare concentrati, quello che gli ho detto ai ragazzi, bisogna stare concentrati fino all'ultimo e non lasciare niente e da domenica rimettersi un'altra volta in carreggiata. A proposito del Trapani, dobbiamo anche dare merito alla squadra di Torrisi, no? Che è andato via, poi è ritornato, una classifica che adesso diventa interessantissima, potrebbe addirittura arrivare terza in questo girone e chissà, magari il sogno di un ripescaggio fattibile per la squadra del presidente La Rosa. Sì, ma come dicevo prima, cambiare allenatore, visto poi non ha portato bene, è dovuto ritornare Torrisi, che è un allenatore che stimo. Tra l'altro un Torrisi che è stato esonerato da imbattuto. Infatti, vabbè, ma magari alle volte dietro un esonero
magari chi vede al di fuori, Certo. magari c'è una dinamica interna di qualcosa che non va bene, e quindi Che non noi non sempre, sappiamo. magari non sempre sono i risultati, ma magari c'è altro dietro che uno, magari col tempo poi si è chiarita E le cose adesso vanno meglio. vanno meglio. Mi auguro che arrivino quarti e non terzi, perché Certo, perché sarebbe nei Sant'Agata, confronti della città di Sant'Agata, terzo, certo. e quindi mi dispiacerebbe, però Una vittoria importantissima perché è giocata contro il Licata, interessato anche lui ad una buona posizione in classifica in vista dei playoff. Un Licata che però secondo me quest'anno è stata una gradita sorpresa, perché Romano ancora una volta con un nuovo gruppo ha portato la squadra altissima in classifica. Merito anche al mister Romano. Romano è uno dei number dei mister che a me piacciono insieme a Ferrara, quindi ha fatto benissimo quest'anno a Licata, ma Licata ha una tradizione in D abbastanza Notevole. notevole, sì. Notevole. Fatto sempre bene. Guardiamoci gli highlights proprio della vittoria del Trapani 2-1 contro il Licata. Corsa playoff tra Trapani e Licata, formazione di mister Torrisi reduce dal pari contro il San Luca, segno X anche per il Licata di mister Pippo Romano nell'ultimo turno 2-2 contro la Polisportiva Santa Maria. Vediamo la compagine giallo-blu per affrontare questa sfida: Valenti, Vitolo, Calaiò, Orlando, Pino, Frisenna, Mudasiru, Pedalino, Cappello, Minacori, Wattara. Un minuto di silenzio prima del fischio iniziale per ricordare la memoria di Mimmo Libari, storico dirigente Granata deceduto nei giorni scorsi. Si parte allora con il film del primo tempo, 13°. Catania recupera palla, Mascari gli riconsegna il pallone, l'attaccante la mette in porta, 1-0 del Trapani. Bella combinazione, molto bello anche il tiro che batte l'estremo difensore Valenti e che vale il vantaggio della formazione padrone di casa. Minuto 19, Frisenna appoggia per vie orizzontali, Vitolo fa partire questo colpo di cannone, 1-1 del Licata. Ha pareggiato la formazione di mister Romano con la sventola del proprio difensore. Minuto 34, Licata ancora pericoloso, Cappello si inserisce, ancora Cappello mette il pallone in mezzo, batte ribatte in area di rigore, Wattara cerca il possesso, pallone che viene scaricato all'indietro, Mudasiru allarga il pallone a destra, cross ancora in mezzo, Wattara ci prova, Summa la alza oltre la traversa. Minuto 36, ancora Summa protagonista, stavolta salva sul tentativo di Mudasiru in calcio d'angolo. Minuto 45, una punizione anche per il Trapani e Kosoman che però la mette leggermente alta oltre la traversa. Fine primo tempo al provinciale, Trapani 1 Licata 1. Da una parte il gol realizzato da Francesco Catania, dall'altro quello di Roberto Vitolo. Si parte col film della ripresa. Minuto 55, il Licata spinge sulla sinistra, il pallone viene messo in mezzo, Wattara non arriva, il difensore mette in calcio d'angolo. Minuto 63, cross dalla destra, finisce sui piedi di Kosovan che colpisce forte ma non preciso per trovare il 2-1. Minuto 80, fuori Cappello, dentro Garau, 82esimo esce Wattara, entra Cristiano, 84esimo fuori Pedalino, dentro Ficarra, ma sul più bello quando mancano 5 minuti alla fine il Trapani a passare con Marigosu, tunnel sul primo avversario, ingresso in area di rigore, esterno a scartare il secondo e conclusione sotto la traversa tra le braccia del portiere Valenti e il gol del 2-1 del Trapani. Da vedere e rivedere la bella giocata da parte del numero 17 di mister Torrisi, che di fatto va a ipotecare il successo quando mancano pochi minuti. Al 91esimo fuori Orlando entra Asata e poi è fine partita al provinciale, vince il Trapani e lo fa per 2-1 contro il Licata, decide il gol di Marigosu all'85esimo. Altra squadra calabrese che si è ben comportata in questa stagione, il Santa Maria Cilento, un 3-0 netto contro la Vibonese. Guardiamoci gli highlights. È cominciata adesso allo stadio Antonio Carrano la sfida tra Polisportiva Santa Maria e Vibonese. Col primo pallone battuto proprio dalla squadra allenata da Di Gaetano. Mancini trova bene De Marco, attenzione all'uscita del portiere che va a vuoto. De Marco, poi c'è un rimbalzo irregolare. C'è sempre traffico in area di rigore, pallone che taglia ancora una volta tutta l'area di rigore, poi la conclusione smorzata e pallone che rotola sul fondo. Catalano, colpo di testa di Koulibaly, il pallone resta lì e poi De Marco spara sulle nuvole. Maio prova a strappargli il pallone dei piedi, non ci riesce. Lia la conclusione, Cannizzaro, bravo in due tempi, calcio d'angolo
De Marco può crossare, attenzione perché Bonnin rischia l'autorete. Bravo Johnson, guizzo del numero 3, Tandara, il gol di Madalina Tandara che al 35esimo porta il Santa Maria in vantaggio. Azione spettacolare dei giallorossi con Johnson che si è liberato benissimo, ha servito poi lo squalo che è implacabile con un perfetto diagonale, ha battuto un incolpevole Rendic. Attenzione a De Marco, poi pallone dentro con l'uscita decisiva di Cannizzaro a salvare Susamake. Pallone dentro che taglia tutta l'area di rigore, poi Ferrigno allontana Palazzo. Traversone sul secondo palo, il tiro di prima intenzione. C'è il pareggio, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Ancora esulta. Sbaglia qui, attenzione perché subito avventura per Johnson, regolare la posizione, Johnson per Tandara, il 2-0 di Madalina Tandara al 35esimo del secondo tempo, arriva il 2-0 e l'abbraccio di tutta la squadra con il direttore generale Alberico Guariglia e con tutta la panchina. Anche quella di Maio, prestazione ottima e guadagna anche una rimessa con le mani. Adesso arriva anche un rosso per Pazza. Pallone dentro per Tandara, si gira, diventa un assist per De Marco e c'è anche il 3-0 della Polisportiva Santa Maria con De Marco al 45esimo e ora dilaga la squadra di mister Di Gaetano con il 3-0 di De Marco. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Santa Maria. Batte la Vibonese 3-0, doppietta di Tandara e De Marco mette la ciliegina sulla torta per una vittoria preziosissima. Una battuta la voglio fare anche sul Ragusa Calcio. Poc'anzi ha accennato il discorso riguardante il ritorno di Raciti al posto del dimissionario Settineri. Certo che adesso per Raciti le cose si fanno un po' più problematiche, no? Sì, se vincevano sarebbe stato un playout diverso, però Raciti già diciamo che almeno su questo hanno fatto una scelta di prendere un mister che già c'era, quindi bene o male conosce già l'ambiente, conosce la squadra, in qualche modo credo che non gli sia stata rivoluzionata la squadra, quindi poi è arrivato credo Finocchiaro, se non ho letto male, il nuovo direttore generale. Quindi speriamo, ripeto, che... Quanto è importante avere comunque un equilibrio anche a livello dirigenziale, Presidente? Secondo me è fondamentale, proprio per far star tranquilla la squadra. Ma è basilare avere la società alle spalle che sia abbastanza tranquilla, senza troppa enfasi. Non ha problemi certamente il Calcio Catania, che come tutti ben sanno torna da Aversa con un altro ennesimo successo dopo il pareggio interno con la San Cataldese, che ha portato con sé tanti ma tantissimi momenti di polemica, secondo me gratuita, però vabbè, ognuno ha una sua idea ben precisa. Una cosa è certa, ritorna con una vittoria, allunga ancora in classifica e ci piace pensare che domenica prossima contro il Santa Maria Cilento ci sarà questa bellissima festa proprio con l'unica squadra che l'ha battuta in campionato all'andata. Sicuramente avranno voglia di rivalsa perché si hanno perso l'unica partita e quindi sicuramente andranno a giocarsi il tutto per tutto, ovviamente a giocarsi la partita di scheda di vincere, ormai il campionato è andato da mesi. Cosa vorrebbe copiare al Catania per la prossima stagione? Il presidente, mi prenderei subito il presidente. Vabbè, questo era logico, però cederemmo subito la presidenza. Oltre a quello, vabbè, la piazza Catania è una piazza fantastica. Giustamente dico, Catania merita altre piazze, questo non lo scopro io. Almeno il Catania è una società intrusa in Serie D. Esatto, ma secondo me anche in Serie C è intrusa. Almeno una B, una A. Vedremo, perché sa, anche in questo caso credo che bisogna agire con i piedi per terra, ma credo che la dirigenza è una dirigenza molto chiara, quadrata. E sicuramente ci riserverà anche delle sorprese la prossima stagione. Io ho questa sensazione, vedremo come andrà a finire. Per intanto ci guardiamo gli highlights.
penso che il Catania ha fatto un grande giro di ritorno. Oggi abbiamo fatto qua una partita da versa, non una partita facile, su un campo che abbiamo visto com'era. Faccio i complimenti ai ragazzi, al gruppo, perché non era facile fare questo tipo di prestazione e questa vittoria. Davvero sono contento, la dedico ai tifosi perché non sono venuti, oggi la loro assenza si è sentita, poi al mister Zeoli che oggi ha fatto 50 anni e bisogna anche lui ravvisare di ha fatto un bel regalo, perché una palla in arte che abbiamo preparato ancora una volta si manda di rete. Infatti sono contento un po' del gruppo, della squadra, complimento la prestazione di Grazia che ha fatto una buona partita, di RSP che ha segnato. Abbiamo un Catania vivo, un Catania che ha voglia, un Catania che non guarda la classifica, un Catania che vuole finire questo campionato nei migliori dei modi. E oggi il presidente per Liga a fine partita ci ha fatto i complimenti lo spogliatoio. Oggi forse nelle ultime trasferte questo è il campo più difficile da giocare, perché la Versa è una buona squadra, una squadra ben allenata, un campo loro sono abituati a questo tipo di campo. Oggi forse era l'ultima partita che battendo il Catania poteva ancora sperare una salvezza diretta. Dimostriamo ancora una volta che il Catania, siamo il Catania e bisogna onorare questo campionato fino alla fine. Abbiamo fatto una vittoria di gruppo, di squadra, di cambi, di uomini dalla panchina. È una classifica, mi sembra facile questa vittoria, ma adesso mi sembra facile. In campo non era una partita facile. Per andare a Catania delle risposte importanti noi dobbiamo dimostrare che a Catania quest'anno in Serie D, a parte che vinciamo il campionato, siamo una squadra che bisogna essere ricordati del presente e soprattutto del futuro, delle prestazioni che abbiamo fatto. Penso che è la migliore cosa, no? Oggi i ragazzi torniamo col pullman, fare 10-11 ore di pullman, ritornare con una vittoria è una cosa, con un risultato negativo è un'altra cosa, nella testa. Per questo allora ancora una volta abbiamo dimostrato il valore, ci teniamo a fare queste prestazioni, a fare queste vittorie. E poi soprattutto qui in Campania, vicino a casa mia, che sono contento che faccio queste prestazioni, che alla fine dimostriamo il Catania di quanto è forte. Sì, è quello che volevamo, ma non tanto per la prestazione di domenica scorsa, perché secondo me la prestazione domenica scorsa c'è stata, abbiamo avuto una grossa reazione, siamo passati in svantaggio, l'abbiamo ribaltata, poi a causa di alcuni episodi la partita è stata pareggiata, però questo non brucia tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi ed oggi abbiamo dato l'ennesima dimostrazione di che squadra siamo. Già in settimana sapevamo delle condizioni del campo perché l'abbiamo visto nei video, avevamo preparato la partita su queste cose, sulle seconde palle e soprattutto sui calci piazzati, dove poi è arrivato anche il primo gol. L'abbiamo preparato, è andata bene, l'abbiamo sbloccata, poi siamo stati bravissimi a fare il 2-1 e il 3-1. Abbiamo vinto il campionato una settimana fa e siamo a più 30 della seconda, è tutto merito della squadra, la società, lo staff e tutti quelli che lavorano giorno dopo giorno per far sì che tutto questo è stato possibile. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D parlando della San Cataldese. Infantino, complimenti, ha fatto una bellissima stagione. Veramente, è arrivato lui e è stato veramente fantastico. Ho avuto il piacere la settimana scorsa di conoscere il presidente della Cagnina, che giocavano con la Juniores a Sant'Agata, che io ero andato in visita a trovare Meli e noi giocavano con la Juniores contro il Città di Sant'Agata e così ci siamo conosciuti di presenza. No? San Cataldese che ha veramente fatto un bel campionato dopo l'arrivo appunto di Infantino, punti su punti, salvezza tranquilla, un pensierino volendo lo stanno facendo anche per i playoff, sarà un po' difficile però è già un campionato vincente. San Cataldese è 2 anni che fa bei campionati, quest'anno era partito un po' così, poi è arrivato Infantino, si sono ripresi. Sta facendo un bel campionato. Bel campionato, veramente. Guardiamoci il servizio, la vittoria 3-0 contro la Mariglianese che con questa sconfitta abbandona definitivamente il campionato di Serie D. Bentrovati al Valentino Mazzola di San Cataldo, giornata numero 32 nel campionato di Serie D Girone I che vede la San Cataldese ospitare la Mariglianese nell'ultimo turno verde amaranto, che hanno pareggiato in maniera rocambolesca in casa della corazzata Catania. Grande orgoglio della San Cataldese di mister Infantino che, come detto, affronta il fanalino di coda del Girone I reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Cireale. Partiamo col film del primo tempo, subito un calcio di punizione di Maidana sul secondo
palo arriva Monteleone di testa, gran parata di Dolenti, e rivediamo l'intervento di puro istinto del numero 1 della San Cataldese. Minuto 5, imbucata di Deiana per Bonanno, da buona posizione spara alto. Minuto 23, cross dalla destra di Corbisiero allontanato dalla difesa sui piedi di Oliva, abbondantemente largo. Minuto 24, deve volare ancora una volta Dolenti, ancora una volta nella sfida con Maidana, super intervento che manda sulla traversa il pallone. 27esimo, Baglione per Zerbo, scucchiaia dentro, Bonanno prova la girata, colpisce il palo esterno. Gara molto aperta quella tra San Cataldese e Mariglianese, che si apre al 31esimo, rimessa laterale di Brumat, Bonanno stop e calcio, deviazione della difesa e un assist per Capitan Calabrese che fa 1-0 San Cataldese. Esplode il Valentino Mazzola quando ancora al 36esimo lancio lungo di D'Agata che va a pescare Bonanno sulla destra, 1 contro 1 con Esposito, saltato secco da Bonanno in area di rigore, prova il mancino, l'uscita è provvidenziale dell'estremo difensore K che tiene a galla la Mariglianese. Minuto 38, Zerbo per Baglione, inserimento puntuale e preciso, ancora una volta K decisivo per salvare gli ospiti. Minuto 46, azione personale di Zerbo che si accentra, calcia, trova l'area spinta, nemmeno a dirlo, di K. Minuto 49, calcio d'angolo sul secondo palo, Maidana in qualche modo riesce a servire Schena che si gira ma c'è la deviazione in calcio d'angolo di D'Agata. Minuto 52, Baglioni in azione personale, prende il pallone a centrocampo, brucia Massaro, ancora Baglione, entra in area, Baglione chiude alla grande, una transizione offensiva d'altra categoria. 2-0 San Cataldese, il raddoppio dei padroni di casa tra le proteste della Mariglianese che voleva un fallo. Minuto 57, calcio di punizione di Zerbo, ancora pericolosi i locali sopra la traversa. Minuto 60, entra Opizzi per Deiana. Minuto 62, Baglione riesce a imbucare alla grande per l'inserimento di Zerbo che in area di rigore resiste alla carica, mette alle spalle del portiere e il 3-0 della San Cataldese. Un'azione nata da una magia di Sandro Baglione vale il gol che di fatto chiude la partita. Al minuto 63 tocca a Tuccio Erechichi per Baglione e Brumat, applausi scontati per il centrocampista autore di un gol e di un assist. Minuto 66, Bonanno su punizione spacca la traversa. Minuto 67, entra Capitano per Garzia, questo il penultimo cambio di mister Infantino. Al Valentino Mazzola ancora un'offensiva al 78esimo per la Mariglianese, dalla sinistra il cross dentro allontanato dalla difesa, ancora Oliva con la mancino che non trova allo specchio, tocca a Petrucci per Calabrese. Siamo all'86esimo, poi il triplice fischio, la San Cataldese vince 3-0 e manda la Mariglianese, o meglio rimanda la Mariglianese dopo una stagione in eccellenza. Continua invece il periodo d'oro dei Verde Amaranto a 2 giornate dalla fine. Con la vittoria della San Cataldese 3-0 contro la Mariglianese abbiamo concluso lo spazio dedicato al campionato di Serie D. Tra poco ritorneremo in studio, parleremo anche giustamente del campionato di eccellenza, parleremo soprattutto di playoff e playout. Ci vediamo tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ospite della puntata, il presidente della nuova Igea Virtus, presidente vincente, perché insomma portare a casa Coppa e campionato non è mai facile, tanti sacrifici, ma non penso soltanto economici, anche proprio di impegno mentale, perché lo stress per seguire una squadra che naviga nelle zone alte della classifica è tantissimo. Certo, tutte le domeniche lasciare casa, partire la domenica mattina alle 8, alle 9 e farsi chilometri e chilometri, poi ritornare la sera. È sempre è abbastanza stancante, però assolutamente stancante, però poi c'è la soddisfazione, no? Diciamo, e questa è la cosa più importante, Presidente, perché la soddisfazione poi di tornare a casa possibilmente con una vittoria importante fa passare tutta la stanchezza, no? Sì, sicuramente sì, ma anche c'è stata qualche sconfitta, vedi Comiso, ci sta, questo è il calcio e bisogna accettare anche le sconfitte, però alla fine diciamo siamo stati ripagati tutta la società di tanti sacrifici. Parliamo di playoff, parliamo subito del girone A e lo facciamo con questa schermata che ci fa capire che la partita tra Pro Favara e Don Carlo Missilmeri domenica 30 sarà certamente una partita da prendere con le pinze. La vincente giocherà contro l'Enna Calcio. Per quanto riguarda invece i play-out, Leonfortese, Cus Palermo e Oratorio San Ciro e San Giorgio, Nuova Città di Gela. Pro Favara che comunque ha dimostrato di avere idee ben chiare, è arrivata a farsi questa semifinale. Come vede questa partita contro la Don Carlo Missilmeri, Presidente? Don Carlo Missilmeri era partito con ambizioni abbastanza importanti e poi durante la stagione ha avuto un po' un calo. E il Pro Favara secondo me è una squadra buona, più o meno, non sorpresa, però più o meno come noi, si è ritrovata là abbastanza meritatamente. Questo vuol dire che la partita poi con la vincente, cioè contro l'Enna, sarà una partita difficile anche per la stessa Enna. Vabbè, l'Enna giocherà in casa con 2 risultati e dico... I playoff però sono sempre un tema. L'Enna non me ne voglia là, ragazzi, io la vedevo favorita per la squadra che ha. Sinceramente mi aspettavo che a un certo punto si era passata avanti, pensavo che vincesse il campionato, invece l'Agragas poi l'ha battuta nello scontro. E lo scontro diretto è diventato importante, così come è diventato importante il campo ha parlato, esatto, stessa cosa noi il Siracusa. Quindi allora, pronostico Pro Favara nei confronti della Don Carlo? Me lo conferma? Pronostico favorevole per il... Sulla carta direi di sì, però sai, il campo poi dice altro magari. Poi dice altro. E poi la finalissima contro l'Enna, che parte giustamente con i pronostici dalla sua, perché già avere 2 risultati su 3 è certamente un buon punto di partenza. Giocare pure in casa. E poi vedremo come andrà a finire, perché poi la squadra andrà a fare anche i playoff nazionali. Eventualmente, se le cose dovessero andare come tutti speriamo, io credo che ci sarà una finale tutta siciliana, girone A, girone B. Me lo auguro, perché così significa che un'altra siciliana ci raggiungerà. Per me sarebbe bellissimo, un sogno, perché dico, nel nostro girone c'è la Siracusa, Taormina, che avrebbero anche loro meritato la Serie D. Siracusa è una piazza, dico, stratosferica. Non lo scopro io, è una piazza certo, importantissima e quindi meriterebbe tranquillamente la D, però. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare del girone B che il presidente Barresi conosce benissimo. Eccola qua la schermata, semifinale giorno 30 tra Città di Taormina e Leonzio 1909, la vincente giocherà contro il Siracusa e poi per quanto riguarda i play-out Santa Croce SC Palazzolo. Partiamo proprio da questa Città di Taormina Leonzio, una Leonzio a cui nessuno insomma dava credito, eppure è arrivata a farsi questa semifinale playoff. No, io l'ho vista e sono amico con il presidente Vinci e ne parlavamo inizio campionato e loro l'obiettivo era i playoff e li hanno raggiunti meritatamente. Hanno fatto un campionato a fari spenti perché hanno perso qualche punto, però è anche vero che ne hanno fatti altri importantissimi, non ultimo la partita contro il Siracusa, no? Sì, hanno ribaltata, sì, all'ultimo hanno vinto 3-2. Ma anche a parte questo, favorito? Secondo me con 2 risultati su 3, secondo me sì. Però la Leonzio è sempre Leonzio, quindi sì, poi alla fine ha un suo... Perché? A quel signore che si chiama Carbonaro che là davanti la mette dentro spesso. Quindi. Spesso. E poi c'è anche Mister Serafino, che ha la sua esperienza. Io credo che comunque la partita sarà da prendere con le pinze proprio perché la Leonzio è stata una mila vagante per tutta la stagione.
Non so se è d'accordo. Sì, no, ho un gruppo di giocatori abbastanza coeso, una bella tifoseria perché Lentini è una bella piazza, siamo andati là, abbiamo pareggiato anche se siamo rimasti in 10, però hanno giocatori come adesso San Giorgio. Vi faccio un pronostico netto. 1-1. 1-1, vabbè, quindi vuol dire che passa il Città di Taormina e l'eventuale finale potrebbe essere appunto tra Siracusa e Città di Taormina. Per i play-out invece lo scontro sarà tra Santa Croce e Palazzolo. Il Palazzolo che sembrava spacciato e invece poi nelle ultime giornate ha vinto qualche partita importante e si giocherà il tutto contro un Santa Croce che nelle ultime domeniche ha perso veramente tantissimi punti ed è stato catapultato nella zona play-out. Peccato perché insomma Santa Croce in questi ultimi anni ci aveva regalato altre emozioni. Sì, Santa Croce aveva iniziato, io infatti la davo tranquillamente fra le salvezze più tranquille e invece ha perso in casa proprio con il Palazzolo e poi è andata a Mazzarone, ha perso pure, quindi ha perso un po' di punti con noi, aveva 4 squalificati ma ripeto 1-0 con noi non ha assolutamente... I punti soprattutto nel girone di ritorno sono sempre molto pesanti, se non arrivano poi si rischia giustamente di compromettere quello che di buono è stato fatto nel girone d'andata. Io ne so qualcosa a Terme Vigliatore quando eravamo là, l'anno d'eccellenza. Mi immagino. Eravamo primi all'inizio dell'andata e poi siamo scesi, quindi... Ma la parentesi di Terme Vigliatore poi si è trasformata giustamente nel progetto Nuovigea. Questo passo è stato dettato dalla sua passione oppure dal coinvolgimento per una piazza importante come quella di Barcellona? Vabbè, diciamo che io sono stato sempre dai vecchi tempi un ultra-igeano e quindi tifosissimo dell'Igea da bambino. E Barcellona veniva da una gestione, era fine della gestione Grillo che ha lasciato terra bruciata e quindi diciamo che probabilmente sarebbe finita là il calcio, quindi là a Terme non c'era prospettiva di avere un pubblico e uno stadio degno di fare l'eccellenza. È stato accolto con forza il suo arrivo. Ero in promozione perché siamo scesi l'anno, abbiamo portato il titolare in promozione, siamo saliti subito, poi il Covid ha fatto il resto. Lo sappiamo, purtroppo quello abbiamo raggiunto l'obiettivo quest'anno. Per tutti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo quest'anno. Obiettivo raggiunto, appunto questa meravigliosa Serie D che affronterete la prossima stagione. Mi ha già parlato che vi state già organizzando prossime riunioni per stabilire probabilmente tutto lo staff dirigenziale, staff tecnico penso confermato, no? Lo possiamo dire che Ferrara il prossimo anno rimane a Barcellona? Ma per quanto ci riguarda sicuramente sì, poi i matrimoni, ripeto, c'è marito e moglie, quindi bisogna si fanno in due. Quindi, da parte nostra sicuramente Bottari in primis verrà sicuramente il mister. Ovviamente anche. L'obiettivo della prossima stagione è di avere un anno di assestamento, no? Sì, almeno 1 o 2 anni di assestamento sicuramente, che è 3 anni che rincorriamo, quindi ora un po' di anche perché a Barcellona, insomma, sappiamo benissimo il passato di Barcellona, Lega Pro per parecchi anni e quindi Molina, insomma c'è questa voglia di ritornare a certi livelli, probabilmente lì a Barcellona. Sì. Ora, intanto facciamoci 1 o 2 annetti tranquilli in Serie D, cerchiamo di salvarci in modo tranquillo e poi vedere di pianificare qualcosa di diverso se si riesce, con ovviamente ampliamento di dirigenza, perché è inutile nasconderlo, fare la D è una cosa, fare la C è un'altra. Anche se la D è semiprofessionismo, però... Beh, la Serie D non è certamente più come quella di tanti anni fa, adesso è veramente semiprofessionismo a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Bene Presidente, è stato un piacere averla ospite qui all'interno della nostra trasmissione, ci ha onorato anche con una bella coppa che rappresenta l'immagine anche di questa stagione, a parte quella del campionato, però fisicamente vederla vuol dire avere vinto una coppa importante appunto siciliana, una Coppa Italia che metterete nella vostra bacheca, è il primo della sua gestione. Sì. Diciamo che io tengo più alla Coppa Disciplina quest'anno, purtroppo mi sa che non c'è niente da fare, l'abbiamo proprio persa. Però la Coppa Italia, mi ricordo siamo andati da Presidente Morgana con l'Agragas e gli avevo promesso che chi dei due avrebbe vinto la Coppa, poi abbiamo vinto noi, avrebbe onorato fino in fondo. Voglio fare un passo indietro perché adesso pensandoci la vittoria contro l'Akragas netta 4-0 ha creato una crisi all'Akragas che per qualche settimana ancora non riusciva
a venirne fuori, a voi vi ha dato lo slancio per proseguire il cammino in campionato, mentre all'Akragas ha veramente creato un momento da panico. Sì, ha avuto quell'attimo di scoramento. È stata una grandissima partita la vostra contro l'Akragas. 3-0, diciamo che loro, ovviamente, scherzavo con Russello, col direttore, l'altro giorno gli ho detto: direttore, vi dobbiamo una rivincita, la faremo con la scudetta ad agosto, perché la Supercoppa, e quindi gli ho detto gliela dobbiamo. E poi mi sono sentito anche con l'avvocato Castronovo, sì? Siamo amici, e gli ho detto: avvocato, cerchiamo di riprenderci, perché effettivamente non sono scesi in campo e non posso credere, alla fine poi i fatti hanno dato ragione, che non era quello l'Akragas sicuramente. In una maniera e muoiono in un'altra, è vero. Infatti. Presidente, grazie per la sua presenza, è stato un piacere, ci vedremo presto, perché sicuramente molti nomi della squadra di Barcellona Pozzo di Gotto verranno inseriti nei Penalty Awards. Vedremo come andrà a finire questa decennale edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Per intanto si goda la sua meritata vacanza, perché penso che dopo una stagione così lunga, stressante, recuperare le forze per preparare la nuova stagione è fondamentale. Sì, questo senza dubbio. Intanto ringrazio per ogni anno per gli awards che ci nominate, e quindi è una bella cosa, a me fa piacere sempre venirci. Lei tra l'altro ha vinto siamo in parecchie 5 al volte. massimo, sì, l'ho vinto qualche 2 volte, quindi fa piacere partecipare a questo tipo di trasmissione. Sì, ora 15 giorni ci riposiamo un po' e poi di nuovo tutti in campo. Ma con l'entusiasmo della D, diciamo che non ci vuole tanta... La stanchezza viene messa da parte. Esatto, non ci vuole tanta forza. Perfetto, grazie Presidente Grazie Stefano Grazie a Barresi. voi. Presidente della nuova Igea Virtus, squadra che ha vinto il campionato di eccellenza e che la prossima stagione appunto giocherà in Serie D. Adesso nella parte finale della nostra trasmissione diamo spazio ad una nuova rubrica. Questa settimana partiamo con Face to Face, ovvero il faccia a faccia. Protagonista di questa prima puntata di questa rubrica all'interno di Penalty è l'allenatore vincente dell'Akragas, Nicola Terranova. Noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana. All'interno di Face to Face questa settimana ospitiamo l'allenatore vincente dell'Akragas 2018, Nicola Terranova. Ciao Nicola, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Cercheremo di scoprire tanti lati di Nicola Terranova. Intanto la prima domanda che ti faccio è diretta. Com'è al di fuori dal campo Nicola Terranova? Introverso. Molto? Molto, sì. Ma te lo dicono gli altri oppure tu effettivamente ti senti così? No, me lo dicono gli altri, però anch'io ho questa sensazione di essere introverso, essere molto privato, essere molto solitario perché il lavoro che faccio cerco di rimanere il più solo possibile per trovare sempre le soluzioni migliori. Beh, la famosa frase, un allenatore è sempre solo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Fare l'allenatore. Beh, già lo fai però. Sì, credo che onestamente a livello professionale già faccio l'allenatore, però l'obiettivo è quello di allenare i professionisti. E beh, chiaramente tutto questo grazie anche ai successi che poi pian pianino arriveranno. Sì, spero di avere tanti successi, perché poi alla fine quello che mi sono creato l'ho raggiunto con il duro lavoro, col sacrificio. Anche la vittoria di quest'anno è una vittoria che mi dà grande speranza per il futuro. Il valore dell'amicizia credo che sia fondamentale per un allenatore. In questo caso quanto è pesato avere qualche amico importante anche in questa stagione? Gli amici importanti si vedono quando si vedono nei momenti difficili. Ne ho pochi, come è giusto che sia così, poi gli altri sono solo conoscenti. È chiaro che la parola amicizia per me ha un senso importante. Nicola, se ti proponessero una bella esperienza all'estero, pronto ad accettare questa sfida? Sarei pronto ad accettare se sapessi parlare bene alle altre lingue. Ci devi lavorare allora. Invece quella è una grande pecca mia e ci sto lavorando. Caro Nicola, ma a questo punto, quando un allenatore è veramente libero? Mai.
In che senso? Mai, perché ieri è finito il campionato e già ti senti prigioniero di una decisione di altri, perché non dipende mai solo da te, ma anche e soprattutto dagli altri. Ma gli altri poi alla fine incidono, non credo, nelle decisioni finali dei tuoi comportamenti. Dipende sempre da te. Dipende sempre sicuramente da me. Quindi pronto eventualmente ad accettare un'esperienza all'estero con la convinzione magari di rischiare e metterci la faccia. Sì, anche perché l'ho dimostrato nel mio passato. Sono sceso di categoria dalla D all'eccellenza, ho accettato e sono stato coerente con me stesso, perché avevo detto scendo di categoria solo in una piazza importante, solo per vincere. E poi alla fine ho avuto ragione, perché sono andato all'Agragas e ho vinto. E quella sì che è una piazza importante, no? Assolutamente sì. Perché vincere in una piazza importante è sempre più difficile rispetto ad una piazza inferiore. Una piazza importante, una piazza difficile dove ci sono grandi aspettative. Credo che allenare in queste piazze poi sia un lavoro stressante, pesante, però alla fine ti crea una corazza. Nel calcio dilettantistico spesso e volentieri insomma ci sono sacrifici, ci sono molti compromessi, ma in questo caso tutto questo poi alla fine ne vale veramente la pena? Sì, perché è qualcosa di talmente grande, di talmente passionale, che poi tu scordi tutto e vai dentro al campo a cercare di trovare la soluzione che ti possa garantire un successo. Voglio voltare pagina e chiederti qual è la vacanza che hai sempre sognato di fare e che magari impegnato nel calcio ti è stato difficile? No, vorrei andare in vacanza a vedere il Benfica. Beh, allora non è vacanza, quella è una vacanza di lavoro. Per me è una vacanza. Ma perché proprio Benfica? Perché so che hanno un'accademia importante dove lavorano bene col settore giovanile. Hai parlato giustamente anche di settore giovanile. Ti manca un po' l'idea di allenare una squadra che ha un importante settore giovanile, possibilmente professionistico? A me allenare il settore giovanile fa paura, perché non ho le competenze per farlo. Perché è più difficile allenare un ragazzino che allenare un grande. Addirittura? Sì. Però è anche vero che con i piccoli puoi modellare quelli che sono chiaramente gli atteggiamenti. Per allenare i piccoli dovrei cambiare totalmente il pensiero ed andare a lavorare in maniera diversa. Si lavora molto di più sotto l'aspetto mentale che su altro. La cultura calcistica la formi nel settore giovanile. Attenzione, perché quando parliamo di atteggiamento mentale è anche vero che guidare una squadra con giocatori maturi non è mai facile lo stesso, e quindi devi anche entrare in quell'ottica. No, non è facile, quelli sono degli esami che l'allenatore deve superare, perché deve saper allenare, deve saper confrontarsi sempre con giocatori diversi. Io penso alla fine che se un allenatore riesce a gestire tanti gruppi, chiaramente quello è un valore aggiunto per l'allenatore. Un sogno nel cassetto, abbiamo detto, quello di allenare, ma pronto eventualmente anche a lasciare la tua terra? Sì, assolutamente sì. L'hai già fatto a Castrovillari? Non era distante, però credo che nella mia testa c'è l'obiettivo, è quello di allenare, anche perché sono delle esperienze che ti formano. Il professionismo ha l'esigenza di avere solo ed unicamente allenatori preparati, che studiano. Tu in questo caso lavori sui libri anche? Sì, lavoro sui libri, mi documento. Oggi già mi sono sentito con un allenatore importante di Serie A per andare ad assistere dagli allenamenti, quindi credo che quello sia un aspetto che un allenatore che vuole fare l'allenatore debba guardare. Poi ti ripeto, nel calcio c'è sempre da imparare, non è mai addetto l'ultima parola. A chi dedichi questa bella vittoria della stagione di Agrigento? Perché penso che ci saranno molte persone. Sì, la vorrei dedicare un po' a tante persone, lo meritano in tanti, però la dedico a mio papà che non c'è più da 9 anni, e che sono convinto che un successo da lui sarebbe stato preso alla grande. La foto di tuo padre è una cosa meravigliosa. Sì, ho avuto la fortuna di avere un genitore che non mi stressava a livello calcistico. Oggi ci sono, totalmente diverso. Oggi ci sono dei genitori che non sono più genitori, ma sono dei tifosi dei propri figli. Quindi mio papà non veniva ad assistere alle partite, poi quando andò in pensione cominciò a seguire mio fratello, perché
le categorie erano più importanti dell'A/D dove giocavo io, quindi siamo stati fortunati ad avere un blocco familiare che non ci ha mai assillato sotto l'aspetto calcistico. Per chiudere il nostro faccia a faccia, caro Nicola, ti chiedo a bruciapelo, qual è la tua canzone preferita del momento? Quella che ricorderai in modo particolare perché l'abbini alla vittoria della stagione con l'Akragas. Supereroi. Quella La canzone proprio... di grande successo di Sanremo. Esatto, quella è la canzone che si addice al momento e al successo di quest'anno. Tra l'altro ci sono tanti bambini all'interno della canzone, sì, e un come omaggio anche alla tua bimba. Assolutamente sì, come ce n'erano tanti ieri allo stadio. Ed è bello rivedere i bambini allo stadio. E questa è la cosa più bella. Cosa più è il calcio che ci piace di più. È il calcio che ci piace. Non vogliamo pensare a un calcio fatto di cattiverie, ma un calcio genuino, Ho bello. due bimbe, una di 4 anni quasi e una di 18 anni. Ricordiamo i nomi? Una Maria e una Nicole. 18 anni? 18 anni Maria. Sei sposato giovanissimo. Esatto, giovanissimo, sì. Bene, allora anche a loro va dedicato questo successo. Assolutamente sì, quello era sottointeso. Grazie Nicola per questo a te. spazio, perché Grazie abbiamo a te. cercato anche di conoscere l'altro lato di Nicola Terranova, perché tutti lo conoscono taciturno in campo, anche se Un poi po' con i orso, risultati... un po' orso. Ma più che orso io credo osservatore. Osservatore. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Grazie a Nicola grazie Terranova, ospite della nostra trasmissione all'interno di Penalty, la trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico.